Sarà stato l'aver sperimentato lo smart working o il ritrovato piacere di stare in casa, ma gli anni di pandemia sembrano aver cambiato non solo la percezione del tempo, ma anche come e dove questo debba essere speso. Il recente dibattito si è concentrato in particolare sull'equilibrio tra lavoro e famiglia, su come queste due sfere fondamentali per la realizzazione degli individui debbano essere composte. Guardando i dati raccolti da Demos per l'osservatorio sul nord-est del Gazzettino, sull'argomento sembra emergere una visione piuttosto netta. Il 66% dei lavoratori intervistati infatti si dichiara molto o abbastanza appagato dall'equilibrio attuale, ma l'area del malcontento appare tutt'altro che trascurabile, interessando più di un rispondente su 3. E allora questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 5 luglio 2023. La prima notizia del giorno riguarda il tempo che è denaro, questo il titolo della puntata di oggi. Il 91% dei lavoratori tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino vuole la settimana corta. Gli anni di pandemia sembrano aver cambiato le priorità dei lavoratori. A parità di stipendio, molti sono disposti a lavorare più ore durante la settimana in cambio di un giorno in più a casa, quindi non si parla nemmeno di riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio, ma semplicemente della possibilità appunto di concentrare le ore di lavoro in 4 giorni alla settimana invece che 5, e già questa proposta, a parità di stipendio naturalmente, vede il 91% dei lavoratori veneti interessati. Immaginiamo quindi che a dire di sì a una riduzione complessiva dell'orario di lavoro a parità di stipendio possa essere una percentuale ancora superiore, quindi molto vicina alla totalità dei lavoratori. La notizia e i dati contenuti nello studio realizzato da Demos per l'osservatorio nord-est sul Gazzettino di oggi. Prima di proseguire con la rassegna stampa, una breve parentesi dedicata al meteo. Nella prima metà della giornata cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, poi nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno. Nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso già di pomeriggio sui monti e più probabilmente di sera sulla pianura. Probabilità medio-bassa di precipitazioni fino all'alba e dopo il tramonto, mentre sui monti probabilità medio-alta dal pomeriggio per piogge diffuse, quindi piovaschi, rovesci temporali, non esclusi temporali intensi. Le previsioni dell'ARPAV per la giornata di oggi. Proseguiamo con la rassegna stampa. Siamo a Padova, dove è arrivata la terza impugnazione per i figli delle famiglie arcobaleno. La raccomandata è arrivata ieri alle mamme di un bimbo di 5 anni chiamate a novembre anche loro in procura. È l'ennesimo capitolo della battaglia per i diritti. È stata impugnata la genitorialità di un'altra famiglia arcobaleno a Padova, scrive Edoardo Fioretto sui quotidiani del gruppo Gedi. Una terza coppia di madri si è vista recapitare ieri la raccomandata della procura. Cresce quindi il numero di famiglie che il prossimo novembre dovranno sfilare davanti all'ingresso del tribunale per chiarire la loro posizione. La terza coppia ha un bambino di 5 anni che ora rischia di perdere di fatto uno dei due genitori. Altre 2 famiglie in queste settimane avevano ricevuto la medesima lettera della procura. Il caso era scoppiato in giugno, quando dagli uffici della procura era arrivata la conferma che saranno impugnati i certificati di nascita di tutti i 33 bambini registrati dal comune di Padova, figli di 2 mamme, dal 2017 ad oggi. Un provvedimento retroattivo che ha fatto scattare le manifestazioni di protesta. Nelle scorse settimane 2 mobilitazioni si sono tenute a Padova, oltre ai Pride naturalmente in diverse città d'Italia. Lo stesso deputato del PD Alessandro Zan, padre del disegno di legge contro l'omofobia, era sceso in prima linea per ribadire come tale atto della procura fosse in realtà un gesto politico, addossando le responsabilità al governo che mira a reprimere i diritti acquisiti negli scorsi decenni dalle comunità LGBTQ+. Così ha attaccato Alessandro Zan. Voltiamo pagina. Una sentenza della Corte Costituzionale boccia la norma veneta che prevedeva la presenza in corsia dei medici specializzandi.
Leggiamo la notizia sul Corriere del Veneto: la carenza di medici specializzandi in corsia, la consulta boccia la norma. Ora la Corte Costituzionale dichiara illegittima l'assunzione, il caso degli specializzandi che la Regione aveva deciso di chiamare in corsia per cercare di attutire la sempre più preoccupante emorragia di camici bianchi, effetto naturalmente di una pessima programmazione. Esulta il Partito Democratico, le 3 consigliere del PD Alessandra Zotti, Sanna Maria Bigon e Chiara Luisetto spiegano: servono serie politiche di programmazione e investimento, si tratta dell'ennesima legge impugnata. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, scrive il Corriere del Veneto, della proroga di ulteriori 3 anni fino al 31 gennaio 2024 sui concorsi per assumere personale medico privo di specializzazione, purché abbia maturato nei servizi di emergenza e urgenza ospedalieri del Servizio Sanitario Regionale almeno 4 anni di servizio anche non continuativo. La consulta ha poi abrogato l'articolo della legge regionale che stabilisce: una volta assunti, i medici accedono in soprannumero alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza e urgenza sulla base di specifici protocolli d'intesa tra regione e università, ove ha sede la scuola di specializzazione. Zaia commenta questa sentenza, dice: la consulta giustamente applica le leggi, certo è che a fronte di questo pronunciamento il governo deve prendere in mano la situazione. Nessuno mette in dubbio che serva la specialità per lavorare, ma è pur vero che dopo 4 anni di corsia un laureato in medicina possa quantomeno dare il suo contributo. E poi prosegue chiedendo un intervento a livello nazionale. Ancora interessanti le cifre dichiarate dal presidente del Veneto Luca Zaia. Dice: in Veneto mancano 3.500-4.000 medici e le scuole di specialità sono a numero chiuso, il combinato disposto è inquietante. E poi ricorda la sua battaglia per che gli ospedalieri possano andare in pensione a 70 anni e non a 65 come gli universitari. Oggi è assurdo che un ospedaliero sia obbligato ad andare in pensione a 70 anni ma possa continuare a lavorare solo nel privato. Secondo Zaia sono molte le star della sanità veneta che sono in forma, perfettamente in grado ancora di operare, costretti a continuare nel privato. Quindi se non si possono assumere e far lavorare in corsia i giovani specializzandi, allora tocca agli over 65, ma vedremo cosa farà il governo rispetto a queste proposte del presidente del Veneto Luca Zaia. Intanto la Corte Costituzionale ha bocciato la norma sugli specializzandi. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie che arrivano da Venezia. La prima: il governo finanzia con 93,5 milioni il Bosco dello Sport di Venezia. A carico del comune saranno stadio e palazzetto, una vicenda quindi che sembra concludersi. Ritorna appunto il piano del Bosco dello Sport che l'Europa aveva escluso dal PNRR. Secondo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato battuto il partito del no, ma si apre, anzi prosegue, uno scontro politico. Leggiamo sul Corriere del Veneto che protesta la giunta di Firenze, o meglio un assessore di Firenze che dice: ora vogliamo pari trattamento, saremo di fronte a una gravissima e inaudita discriminazione della politica. Quindi c'è un fronte nazionale aperto ma anche un fronte interno. Gianfranco Bettina dei Verdi di Venezia: dopo questa spesa imprevista per stadio e palasport diciamo addio ai 150 milioni di legge speciale. Ancora Zanella, deputata dei Verdi: questa decisione è uno scandalo nazionale, come Alleanza Verdi e Sinistra ricorreremo in ogni sede possibile contro questa decisione. La notizia anche sul Gazzettino: Venezia, Bosco dello Sport con 93 milioni del governo, il decreto ha aggirato la bocciatura dell'Unione Europea senza usare i fondi del PNRR, la scelta dell'esecutivo divide il PD, i Dem veneti sono contrari, quelli toscani applaudono, ma perché anche loro vogliono portare a casa appunto risorse nazionali per un progetto analogo. L'ultima notizia di oggi, sempre da Venezia: Piazza San Marco, scoperto a 1,5 metri di profondità il pavimento più antico.
È in terra battuta rossastra, potrebbe essere il selciato della città delle origini, è il terzo livello di copertura emerso, trovato un frammento di vetro decorato, il ritrovamento è avvenuto nell'ambito dell'ultimo scavo, scrive il Gazzettino, di fronte a Palazzo Ducale. Bene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto e a tutti e tutte voi una buona giornata.